siamo con Stefano Gazzolla, che è l'assessore di Rosolina, per questa bellissima iniziativa che ci facciamo spiegare dall'assessore. Questa è l'iniziativa dell'inaugurazione del Museo delle Valli. Ci troviamo qua questa domenica 22 maggio al tramonto, alle ore 17:30, e questa è la prima tappa che è appena iniziato un concerto che vedete alle mie spalle, questo suono che ben si sposa anche con la natura circostante, questo panorama fantastico che abbiamo alle spalle qua di Rosolina Mare, la via delle Valli che è stata infrastrutturata con delle torrette di avvistamento, delle terrazze, dei balconi con affaccio appunto sulle valli e sulla laguna. Questo percorso che appunto inizia nel nostro territorio, che unisce Rosolina Mare ed Albarella lungo l'Argine. Invito tutti a venirla a trovare in tranquillità, è aperta al pubblico, sempre aperta, come vedete. Insomma, abbiamo appena iniziato questa inaugurazione, proseguirà per tutto il pomeriggio. Verso alle 19 ci troveremo alla chiesetta di Moceniga per il gran concerto finale, dove spiegheremo anche meglio l'opera ai partecipanti. Ecco, ricordiamo la straordinarietà di questo posto, colonne di fenicotteri e non solo, cioè è un posto straordinario, unico nel mondo, e che giustamente voi cercate di valorizzarlo. Grazie. Valorizziamo certo questo bellissimo territorio. Oggi tra l'altro anche la giornata mondiale della biodiversità. Qua, come sapete, ci sono numerose specie di uccelli stanziali che nidificano eccetera, che si fermano, che migrano. Nelle nostre torrette di avvistamento è spiegato anche, c'è tutto un percorso dove spieghiamo anche tutto il territorio, di come è formato. È veramente un posto da vedere, conosciuto a molti, però insomma ancora tanti lo devono riscoprire, e invitiamo tutti a passare per questa meravigliosa via delle Valli qua a Rosolina. Questo è un altro fiore all'occhiello, un altro valore aggiunto. Via delle Valli è una cosa fantastica, poi con queste 3 torrette panoramiche. Complimenti, bella iniziativa. Ce la mettiamo tutta e speriamo di alzare il nostro turismo, ma soprattutto speriamo di fare il bene per la nostra località. Con il Parco del Delta stiamo lavorando all'unisono perché vogliamo essere la spinta e la porta per il Parco del Delta e trasferire parte del nostro turismo all'interno del Parco del Delta. Ci crediamo, lo vogliamo, e viva il Parco del Delta, viva Rosolina. Un territorio di visitazione di bellezze naturali e ambientali, va sicuramente valorizzato anche dal punto di vista infrastrutturale. Oggi abbiamo inaugurato il Museo diffuso della Strada delle Valli, perciò la gente sia in bicicletta che a piedi, con la moto, abbiamo messo anche col monopattino, ha la possibilità anche solo di alzarsi di 1,5 metri da terra dall'argine, ma vedere degli scorci bellissimi, e perciò andiamo avanti così, insomma facciamo sempre di più che la gente possa apprezzare il nostro territorio. E in progetto ne abbiamo anche da fare delle altre, saranno delle sorprese, ma ci riusciremo.